Da Villorba mi sono spostata a Zerobranco, siamo sempre in provincia di Treviso e siamo all'interno dello stabilimento di Oppo Veneto, l'organizzazione dei produttori ortofrutticoli del Veneto. Noi siamo insieme al direttore, diamo il benvenuto a Francesco Arrigoni. Allora, direttore, Oppo Veneto è l'anello di congiunzione, possiamo dire così, tra il mondo della produzione e quello della distribuzione. È il mercato, sì, è una organizzazione di produttori che conta circa 450 soci e diciamo le nostre specialità sono soprattutto i radicchi. In questo momento natalizio abbiamo molto lavoro. Ecco, quant'è la quantità di radicchio che entra qui in questo grande magazzino per poi arrivare sui banchi della grande distribuzione? Dobbiamo essere sinceri, qua ne arriva soltanto una parte perché abbiamo anche altri 2 magazzini dove il radicchio, anzi 3 magazzini dove il radicchio arriva e parte direttamente per la distribuzione. Comunque Oppo Veneto fa circa 100.000 quintali di radicchio, per cui nelle varie tipologie. Qua soprattutto ci occupiamo del radicchio tardivo e del radicchio variegato. Allo stabilimento di Chioggia ovviamente ci occupiamo del radicchio tondo o di Chioggia IGP. Ecco, uno dei problemi del settore agricolo è quello di come dire, stabilire quanto prodotto serve per la grande distribuzione, quindi organizzare la produzione. Oppo Veneto fa questo. Il ruolo principale dell'organizzazione dei produttori è proprio di fare un collegamento tra il mercato e la produzione, quindi noi ogni anno riuniamo i nostri produttori, cerchiamo di consigliarli su quali sono le quantità più opportune da fare, quali sono le varietà, le tipologie, il tipo di imballaggio che devono essere utilizzati per affrontare il mercato in maniera redditizia. Oppo Veneto però fa anche della promozione, cerca di far capire al consumatore finale quanto sia importante consumare prodotti di qualità. Porta in tavola la salute, è il vostro motto. Ormai da alcuni anni, ormai lo sappiamo, abbiamo scelto di sposare il tema della biodiversità come valore importante, valore che testimonia la vita nel territorio. La filiera e il consumatore deve essere consapevole che un prodotto agricolo non è soltanto quello, ma si porta con sé il territorio. Quando noi valorizziamo un prodotto cerchiamo di dare un valore anche al territorio, di dare una dignità al produttore che l'ha realizzato. Il produttore, coltivando, rispettando l'ambiente, non solo produce, ma fa un servizio alla collettività, perché conserva integralmente il territorio, quello che dopo noi apprezziamo, che so, la domenica andando in giro, oppure la salvaguardia della visione, dei panorami e via dicendo. Radicchio, ma non solo, perché qui vedo che ci sono molti altri prodotti del nostro territorio agricolo. Sì, gli altri prodotti che noi trattiamo sono ovviamente i funghi, ma non vengono qua i funghi coltivati, poi ci sono gli ortaggi a buccia, quindi zucchine, pomodori, melanzane, e dopo ovviamente le insalate nella zona e gli altri ortaggi a foglia, cavoli, porri, che vengono dalla zona di Lusia prevalentemente. L'attenzione al packaging è importante. L'attenzione al packaging è molto importante non solo per una questione logistica, quindi servizio al cliente, ma anche di poter comunicare in qualche modo con il consumatore questi valori che abbiamo detto, di salvaguardia dell'ambiente, di tipicità, di territorio, via dicendo. Qui abbiamo una chicca che abbiamo creato quest'anno, abbiamo cercato di associare la tradizione veneta con il prodotto radicchio tardivo. Abbiamo realizzato su una confezione di pregio di legno una confezione da regalo, insomma un po' come si fa con le bottiglie di vino. Quanto è importante il ruolo di Oppo Veneto nel garantire al consumatore finale di poter avere sulle proprie tavole un prodotto fresco? Questa è la nostra battaglia quotidiana, perché sappiamo che portare sul banco del supermercato un prodotto fresco è l'arma vincente per poter vendere in modo rapido, efficace e anche redditizio. Quindi la logistica è un aspetto, diciamo, cruciale del nostro lavoro. Quindi
Pensate che con l'insalata, ad esempio, raccogliamo la mattina, alle 2 del pomeriggio siamo in consegna al punto vendita. Quindi velocissimi, velocissimi. Allora, direttore, io la ringrazio per questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme, visto che questa è la puntata di Natale, vuole unirsi agli auguri di... Sì, a nome del Presidente e del Consiglio di amministrazione di Oppo Veneto porgo gli auguri a tutti i nostri associati, ai nostri clienti, importantissimi clienti, senza i quali non potremmo esistere. Grazie. Grazie a Francesco Arregoni, direttore di Oppo Veneto, dell'organizzazione di produttori ortofrutticoli del Veneto. Adesso, amici, andiamo a Verona per continuare a parlarvi di arte contemporanea, ma ci ritroveremo subito dopo per il brindisi finale.